Buonasera, una piccola pausa che esula dalle vicende del virus, una pausa sportiva. Io ho molti amici juventini, ma molti amici, sono romanista, ma ho molti amici juventini, è normale nel mondo, a casa mia. Ma vorrei dire una cosa ai nostri amici juventini. Siete convinti che Pirlo ha fatto una grandissima pirlata? Non può mettere il capitano della nazionale portoghese a giocare contro mezza squadra della sua nazionale. Difatti si è visto cosa ha fatto. Passaggetti, un colpo di testa che lui gira di sinistra la testa, la gira e va dentro, l'ha tirata dritta e l'ha mandata fuori. Che ne dite? Avete qualche sospetto? Io ho parecchi di qualche sospetto, parecchi sospetti. Non doveva metterlo. C'era il Gigi in panchina che batteva i piedi, voleva giocare e in 10 purtroppo non è che si mangia pasta e ceci, no, in 10 si perde di più. Difatti è successo. E io prevedo, anzi, non arriverà domenica, massimo lunedì, che arriverà un allenatore vero, non chi ha giocato al pallone, sa giocare, un allenatore che si fa sentire con le palle d'acciaio da Juve. Buona serata.